L'attrice americana di origini israeliane Gal Gadot non sarà all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, cointerprete in The Hand of Dante di Julia Snaben, che sarà presentato fuori concorso. L'attrice non sarà tra i divi che hanno confermato la loro presenza nei prossimi giorni sul red carpet del Lido. L'interprete Estella di Wonder Woman è così tornata al centro delle polemiche. Il gruppo di artisti Venice for Palestine ha chiesto che la Biennale ritirasse l'invito a lei e a Gerard Butler, insieme a qualunque altro artista o celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio. Queste le motivazioni del gruppo. Sono ore dunque di vigilie e preparativi al Lido, ma il dramma di Gaza irrompe prepotentemente sul festival. Martedì la preapertura, poi mercoledì sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog alla consegna al regista tedesco del Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale. C'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto, insomma. Non che manchino i film spettacolari, i film di finzione, i film che invece aiutano a sognare un futuro migliore e a immaginare una realtà alternativa a quella dolorosa con cui abbiamo a che fare. La selezione non solo dei film in concorso ma anche di tutte le altre aree dell'arte cinematografica siano di assoluta avanguardia, grandissimi contenuti e anche una profondità dei temi. Un grande indotto per la città al festival, come ricordano gli albergatori, ma l'attesa è tutta per la conduttrice Emanuela Fanelli, che martedì a mezzogiorno è prevista sulla Darsena dell'Eccelsior. Ho delle playlist un po' da matta, che c'è Paolo Conte, ma Britney Spears, Mina, Achille Lauro, tutti. In questo momento la canzone di Giorgia di Sanremo, la sento spesso. Mandiamo un bacio a Giorgia. Questo è un cornino che mi ha regalato mia nipote Rosa, porta fortuna. C'è ancora abbastanza posto, abbiamo un'occupazione in questo momento del 75%, ma ormai siamo abituati che le prenotazioni arrivano all'ultimo, quindi molte persone arriveranno e contiamo che davvero ci sia un tutto esaurito e poi ragioneremo per l'anno prossimo.